Salve a tutti, eccoci qua. Continuiamo questo nostro viaggio nel gergo dei vecchi antiquari napoletani e stasera parliamo di un'espressione particolarissima. Quando ero bambino e accompagnavo spesso mio padre nelle botteghe dei vecchi antiquari, suoi maestri, amici suoi, e li ascoltavo e parlavano di oggetti antichi con passione ed io li ascoltavo una, con interesse e con curiosità. E in quelle conversazioni c'era sempre un'espressione che si accompagnava spesso ad una parola che già vi ho illustrato in un altro video, alla parola annecchie, vi ricordate? Quella parola che indicava un oggetto di prima scelta, in patina, mai toccato, che usciva direttamente da una casa privata senza aver mai fatto giri di mercati. Ecco, ehm, quando descrivevano un oggetto bellissimo, magari appena arrivato nel negozio, nella bottega, di solito dicevano è annecchia, è fatto cussetta pare i cazzo. Io morivo, era un'espressione che mi è rimasta impressa per tantissimi anni, perché non capivo cosa potesse significare che un mobile, un oggetto antico fosse stato realizzato cussetta pare i cazzo. Nel tempo poi, crescendo, ho capito che la parola esatta da usare non era cazzi, ma calze, perché quell'espressione non aveva radici nella volgarità come pensavo, ma in una forma poetica di un grandissimo poeta. Pensate un po', un'immagine che il poeta usò in una sua poesia per descrivere la fatica e la dedizione passionale per ottenere qualcosa di importante. Il poeta in questione era Giosuè Carducci e la poesia era davanti San Guido, quella narrazione di un viaggio mentale raccontato attraverso le visioni evanescenti scorte attraverso il finestrino di un treno che unisce l'evocazione di paesaggi ormai scomparsi ad una confessione intima e appassionata. Pensate un po', e in un passo di quella lunga poesia, il Carducci diceva, aspettate, mo ve lo leggo proprio, ditela a quest'uomo savio la novella, di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paia di scarpe ho consumato, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorato per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmato, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi, ah, le mie grida disperate, e il gallo canta e non ti vuoi svegliare. Che meraviglia, avete capito? La maggior parte degli antiquari e restauratori di qualche generazione fa erano sensibilissimi al bello, ma quasi tutti dei perfetti analfabeti e nel loro linguaggio trasformarono quella immagine del Carducci per esprimere la fatica fatta con passione dall'antico artigiano per realizzare un oggetto, un mobile di estrema bellezza. E annecchia è fatta con 7 pari cazzo. Un caro saluto.